Il dolore di una famiglia, quella di Giada Zanola, che dal bresciano chiede giustizia attraverso questo post sui social della sorella. Il dolore di un bambino di 3 anni, la mamma non c'è più, il papà è in carcere. Dovevano sposarsi il 21 settembre prossimo nella chiesa di Vigonza. Giada Zanola e Andrea Favero avevano preparato tutto. Mancavano le pubblicazioni, ma il parroco di Vigonza pochi mesi fa avevano detto che tutto sarebbe stato annullato. La crisi tra i due probabilmente era già profonda, una comunità che soffre, che vuole far emergere il suo dolore, da qui l'idea di una fiaccolata lunedì prossimo alle 20:30 in via Prati. E partirà da casa di Giada e arriverà fino a quel terribile posto da cui è stata lanciata. E questa è una cosa bella perché nasce proprio dalla gente che mi ha chiesto, cerca un modo per esprimere proprio tutta la solidarietà, l'affetto e anche per sfogare un po' questa sofferenza che c'è. A chiederla per primi i residenti di via Prati è scosso il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro. Come i suoi cittadini pensa al piccolo di 3 anni e pensa a Giada. Insieme ai suoi cittadini il dolore può essere condiviso. È bello che una comunità, anche davanti a una tragedia così forte, si ritrovi e faccia quadrato a tutela poi soprattutto di questo bambino che frequenta il nostro asilo parrocchiale e quindi per tante famiglie è conosciuto. In comune anche la telefonata di Gino Zanola, il papà della vittima. La mia segreteria ha ricevuto questa telefonata di ringraziamento per le parole che io e tutta l'amministrazione e tutta la città di Vigonza in realtà abbiamo espresso e l'affetto che sta sentendo e che anche nei confronti soprattutto del nipotino c'è nel nostro paese.